Allora, amici, eccoci qua, un mio più cordiale buongiorno, buongiorno a tutti voi, come si va? Si va bene? Spero che mi sentite e che iniziamo questa nuova diretta. Stamattina mi è venuto voglia di affacciarmi a questo bellissimo canale che sta avendo ottimi riscontri e sperando che sia un giorno migliore per tutti. Va bene? Un buongiorno va per tutti gli ammalati, con una prestissima guarigione, veramente di cuore a tutti quanti, in questo periodo un po' complicato, direi. Complicato perché siamo in una fase veramente pericolosa. Ciao Emma, come stai? Carissima amica mia, come si va? Si va bene? Come te la passi, Emma? Si va bene? Allora, stamattina amici, io sono qua a vostra disposizione per dare il meglio del meglio a zona rossa anche da te. Beh, qua invece no. Qui da noi praticamente il sindaco ha voluto il sindaco ha voluto chiudere qua la nostra zona. Non possiamo fare assemblamenti, nel senso con amici, nemmeno in macchina. Se ti beccano in macchina con un amico, purtroppo sono dolori. Camma fa. Purtroppo siamo alla frutta. Stiamo veramente messi male. Siamo messi male. Per un mese. Speriamo solo che esca il vaccino quanto prima, mi auguro solo questo, che esca il vaccino quanto prima. Il resto per te tutto a posto, Emma? Io veramente sono rattristato per quanto riguarda il tutto di quello che sta succedendo. Sperando che esca il vaccino quanto prima, così ci salviamo, se no, come vuole Dio. Meno in amore, che è successo in amore? Fammi capire. Mi dici che è successo in amore?
Ah, ti sei lasciato col tuo ragazzo. Da quanto tempo? Ah, non ti interessa più lui. E vogliamo vedere se trovi qualcun altro? Come dici? Vogliamo controllare se trovi qualcun altro? Lui ti ha fatto già soffrire abbastanza allora. Avevi ragione tu, grazie, vuol dire che do validi consigli in merito. Ah, è andato con altre, allora non è una persona che sa rispettare. O è sciocco che se ne ha fatto accorgere? Due sono le cose. Mannaggia Bubba. Dammi la tua data, dai, ti controllo se incontri una nuova persona, magari, come dici? Purtroppo e questo periodo così brutto del Covid-19 niente di meno si va ancora con altre donne, senza sapere con chi si ha a che fare, con chi si ha a contatto. Boh, cioè, col periodo che ci sta, non hanno paura di andare con altre. Io definisco queste persone malati, perché oggi con il rischio che si corre con il Covid-19 e si va a far sesso con un'altra donna o con un altro uomo, vuol dire essere malati, vuol dire essere sciocchi, perché è pericoloso, cioè, e non sentire questa pericolosità vuol dire che si ha a che fare con persone malate, perché solo una persona malata va con un'altra donna o va con un altro uomo senza sapere chi è costui o senza sapere chi è costei. Quindi veramente non saprei definire queste persone diversamente. Allora, sento un ragazzo, mio amico e mi piace, guardami, tra me e lui, quindi vediamo cosa dicono le carte, ti accontento. Allora, la data 15.05.74, ok.
Allora, scegli 1, 2 o 3 per piacere, Emma. Il 2 centrale. Allora, iniziamo per dirti che intorno a te ci sono abbastanza malelingue, persone che non si fanno i fatti loro, persone che mettono cattive voci in giro. Vediamo un po', chiedo scusa. Allora, io vedo che sì, ci può essere un garantito, perché mi esce la carta dell'esito e mi esce anche la ruota della fortuna. Vedi? Queste due carte qua stanno a indicare appunto riuscita, buona riuscita. Quindi sì, ci può essere un cammino di unione. Ed esce anche la notizia, quindi questa persona presto si dichiara. Ok? È una persona che comunque ha avuto già una delusione anche lui, e ci va con i piedi di piombo, ecco, perché anche lui ha avuto una delusione d'amore, questa persona, ed è una persona che ha paura di essere di nuovo deluso. Sono stato chiaro? Quindi questa persona si dichiarerà con te. Io dico che si dichiara, perché la vedo una persona molto, come dire, una persona molto corretta, capito? Vedi, è da poco che si è lasciato con una ragazza. Te lo dice questa carta qua. Capito, carissima? Quindi buon cammino. È più giovane di te. Sì. No, i sentimenti, diciamo, allora, tu come usi fare, corri troppo. I sentimenti tra due persone che stanno a conoscersi, e parlare già di sentimenti è assurdo. C'è un'attrazione mentale e quindi si va a costruire. Si va a costruire il cammino piano piano affinché possa nascere questa unione. Al momento c'è buona possibilità. Capito? Al momento c'è questa buona possibilità, quindi stai tranquilla. Costruisciti questo cammino, non correre. Questo è il consiglio che io posso darti. Ok? Bene, bene, bene. Io volevo
ringraziare a tutti quanti voi iscritti a questo canale. Io sto decidendo da quest'oggi di effettuare una diretta più diretta al giorno, vediamo un po', di organizzarci e di fare in modo di essere presente su questo canale un po' di più. Quindi per tutti coloro che vogliono una consulenza, vogliono parlare con me dei propri problemi, chiedermi consigli e via via, potete tranquillamente farlo, non ci sono problemi. Nel modo del tutto gratuito. Chi vuole fare un'offerta la fa tramite il pulsante che è sotto alla chat, quindi non ci sono problemi. Sto qui per diciamo esaudire un pochettino i problemi o mettermi a disposizione per gli altri, quindi questo è, diciamo, in questa diretta. Poi quando si è in privato è diverso, quindi chi ha bisogno di parlare con me lo può fare in questa diretta live, ok? Dove si parla un po' di tutto, possiamo parlare di quello che vogliamo, non ci sono problemi. Ok? Io dico a tutti quanti voi che vi affacciate a questo canale di non dimenticarvi di iscrivervi, per voi nuovi di questo canale, di iscrivervi ed non dimenticare di lasciare un vostro mi piace, la vostra presenza. Quindi se c'è qualcuno che vuole chiedermi qualcosa lo faccio in questo istante, ne approfitti adesso. Allora, amici, parliamo quest'oggi di scoprire, in attesa di qualcuno che desidera avere una consulenza con me. Allora, diamo spiegazione come scoprire un tradimento, le differenze tra lui e lei. Quindi come interpretare i segnali che annunciano il più delle volte il primo passo verso la fine di una relazione. Vi dico già che non è sempre facile capire i segnali del tradimento e soprattutto non funziona allo stesso modo per uomini e donne solitamente. Solitamente gli uomini sono i primi che tradiscono con più leggerezza, per spirito di conquista e per dimostrare a se stessi che possono ancora piacere. Le donne invece spesso tradiscono perché si sentono trascurate. A volte per vendetta, a volte per noia o anche soltanto per mettere alla prova il loro uomo. L'approccio al tradimento dei due sessi, pur qualche tratto in comune,
presenta in realtà molte differenze. Per l'uomo, per esempio, è fonte di stress, mentre la donna riesce a gestire due vite con grande freddezza e distacco. Uscendone addirittura rinata e ringiovanita. Il nuovo rapporto, infatti, le dà una nuova ragione di vita, fonte di un rinato slancio. Ecco alcuni comportamenti che potrebbero rappresentare un campanello d'allarme per capire se è in atto un tradimento. Vediamo quali sono. Comportamenti comuni, maggior cura per la propria persona, quindi chi sta per tradire o tradisce si prepara, si fa più bella, si fa più bello. Repentino cambiamento di abitudine nella vita di tutti i giorni, quindi ci sarà un cambiamento radicale, quindi cambierà comportamento, cambierà nel modo di prepararsi, nel vestirsi e così via. Passa molto più tempo con lo smartphone in mano, col suo telefono in mano, questo è un altro campanello d'allarme. Messaggiando in continuazione. Quando arrivano messaggini o chiamate al cellulare aumentati in maniera radicale, lui o lei per rispondere si allontana o va in un'altra stanza. Questi sono segnali di tradimento, indice di segnali di tradimenti, ok? Se una lei cambia pettinatura, si trucca quando non si era mai truccato prima o cambia trucco, svegli vestiti più provocanti, sta attenta alla linea, diventa più allegra e spiritosa, di umore migliore, paradossalmente anche con il partner. Improvvisamente è piena di energie e voglia di fare, non coinvolge più il partner nelle sue iniziative, diventa indipendente ed esce sempre più da sola. Questi sono i tanti segnali, amici. Il senso del proibito le fa ritrovare interesse per il sesso, anche con il partner ufficiale, probabilmente però sta pensando ad altro. Si dimostra improvvisamente interessata agli hobby di lui, lo spinge a dedicarsi soprattutto se prevedono che passi molto tempo fuori casa, diventa più affettuosa e premurosa. Ok? Questo è per quelli per le lei, mentre vediamo per i lui. Per i lui che iniziano a tradire, allora passa più tempo sul lavoro, fa pause a pranzo molto più lunghe, ha improvvisi impegni lavorativi anche nel weekend, comincia a fare lunghi frequenti viaggi di lavoro, improvvisamente diventa piena di cura e attenzione verso di lei e comincia a farle più regali, ma solo all'inizio del tradimento, per mettere a tacere il senso di colpa. Col passare del tempo la situazione torna alla normalità. Da inguaribile, pantofolai, quale è sempre stato, inizia improvvisamente un nuovo sport, o passa più tempo in palestra o si trova un hobby che gli fa trascorrere molto tempo fuori casa.
Questi sono i tanti modi, pensieri per tradire. Attenzione. Allora, cosa dice Giovanni Sulla? Buongiorno Giovanni. Giovanni 73 giugno. Giovanni, mi devi dire la tua data precisa e cosa vuoi sapere? Siamo qui a disposizione, Giovanni. Ai tuoi ordini. Se tu mi dici però la tua data. Poi, se è lui a tradire, dimostra un calo di desiderio nei confronti del suo partner ufficiale. Se la prende quando lei si interessa alle sue abitudini e si sente sotto accusa, cerca ogni pretesto per litigare e minacciare di andarsene di casa, così potrà incontrare l'altra. Parla spesso della fine della relazione, non si dimostra più interessata a tutto ciò che la riguarda, dai discorsi alla vita insieme e cerca di creare un distacco sia fisico che mentale con la sua lei. Questi sono i segni. Ok? Torino, Verona, Massimo 30 luglio del 74. Allora, vediamo un po', Massimo 30 luglio del 74. Ok, Massimo, se c'è una lei mi devi dare la data anche della lei, se no come faccio? Se c'è una lei dammi anche una data della tua lei, della tua compagna. Vediamo di accontentare. Perfetto, ok. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Non dimenticate di iscrivervi al canale, amici, Il 2, perfetto, vediamo un po' questa coppia. Allora, è un periodo di ansietà in coppia, ti faccio vedere, questa carta qua lo rappresenta, sta a indicare un periodo, un calo, nel senso che tra di voi c'è poco dialogo, non c'è troppa affinità, quindi ti porta a un periodo di freddezza, se vogliamo dire così, perché l'amore ci sta, ma uno di voi sta attraversando un periodo no e lascia a desiderare nel rapporto. Quindi l'amore, quando non va alimentato il rapporto, si va a creare un senso di freddezza, si va a creare un senso di allontanamento tra uno e l'altro, quindi va alimentato, cioè nel senso la passionalità
va cercata, diciamo, nella coppia, perché io qua vedo la ruota della fortuna, questa carta qua sta a indicare coppia perfetta, però poi c'è questa privatezza, vedi questa carta che sta a indicare privatezza, vedi la privazione vuol dire che tra di voi non c'è, non vi dite tutto, uno nasconda delle cose all'altro, quindi quando c'è questo rapporto in bilico non si va a alimentare più di questo il rapporto, perché quindi c'è il rischio della perdita del dialogo, capito? Quindi per me io non vedo grossissimi problemi, ma devi fare attenzione perché, ripeto, si sta creando come un muro tra uno e l'altro. Ok? Spero di essere stato chiaro nel spiegarti le cose. Allora, Giovanni, se tu mi dici la data precisa, io ti accontento pure a te, va bene? Vediamo un po'. Allora, vediamo. Ripeto, ogni giorno potete seguire questa diretta in vari orari, perché non esiste un orario preciso, perché poi ci sono degli impegni da parte mia lavorativamente. Stamattina c'è sole, vedete? C'è il sole che mi sbatte in faccia perché io ho la finestra davanti e il sole mi rispecchia. Allora. Vediamo chi desidera avere una consulenza col sottoscritto. Grazie a te, Torino Verona. Allora, vediamo un po'. Allora amici, questa è una diretta live, quindi se desiderate avere una consulenza col sottoscritto fatelo in questo istante, basta scrivere in chat la vostra data di nascita e porre la domanda che volete fare e tranquillamente potete avere una consulenza col sottoscritto. Io cercherò di essere presente in queste dirette più spesso, quindi durante l'arco della giornata farò il possibile di essere presente. Ok? Quindi non dovete assolutamente pagare niente,
se volete fare una vostra libera offerta donazione, la potete fare tramite il pulsante che vedete sotto la chat con la scritta S. Il resto, i consulti sono gratuiti, assolutamente, in diretta sono gratuiti. Ok. Allora, amici, visto che io volevo stare più a lungo in diretta, ma vedo che siete disinteressati a questa diretta, e allora è giusto che sia così. Vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima diretta, quindi continuate a seguirmi in questo canale, non dimenticate di iscrivervi, ok? A tutti voi un abbraccio, che le stelle siano sempre con voi.